Sabato sera, una manciata di minuti a mezzanotte. Da salotto del mondo, Piazza San Marco si trasforma in arena per un regolamento di conti tra bande, come fossimo in una periferia degradata. Ad affrontarsi due opposte fazioni di bengalesi in lotta per il territorio dove esercitare la loro attività di venditori abusivi di cianfrusaglie. La violenza dello scontro è testimoniata da queste immagini girate col telefono da un veneziano di passaggio e, come sempre più spesso avviene, diventate virali in rete. Lo stesso autore del breve filmato è poi corso in cerca delle forze dell'ordine, rintracciando una pattuglia interforze che aveva visto passare di lì qualche istante prima. Al carabiniere e ai due lagunari che lo accompagnavano è bastato mostrare la loro presenza per far disperdere i contendenti, che hanno preso direzioni diverse in una fuga rapida e disordinata. I militari hanno acquisito le immagini del sistema di sorveglianza comunale che riprende H24 quella zona di Piazza San Marco e tenteranno di identificare tutti i presenti. Nessuno stupore per quello che è successo, commentano sconsolati gli ambulanti regolari che tutti i giorni lavorano in piazza. Litigi tra venditori abusivi non sono affatto rari. Siamo abituati a vederli mettersi le mani addosso per pochi euro. Purtroppo non sono un bel biglietto da visita per i turisti che quotidianamente assistono a queste scene.